Storytime. Evoluzione Radio. Amici e amiche, bentornati qui da Marco, pronti per cominciare a dare un lustro ad una fantastica protagonista che ha molte cose da raccontare in ambito artistico e non soltanto. Si parla di una cantante lirica da una parte, sì, si parla anche di scrittrice, sì, si parlerà di Sofia Trevisan qui al mio fianco ovviamente. Andremo piano piano a scoprire quelle che sono le sue abilità, i suoi sogni, le sue prospettive, parola dopo parola, ma non prima, come sempre, di avervi invitato cordialmente a visitare le nostre pagine social. Buona navigazione a tutti quanti voi, per noi invece Sofia, buona conversazione, ben arrivata, ciao. Grazie. Ok. Io vengo da Bassano del Grappa, sono una persona un po' particolare perché ho avuto delle vicissitudini che non sono usuali. Nella mia carriera di lirica ho avuto un insegnante, un maestro di canto che era il dottor Badoer. Lui era laureato in musica e canto e questa persona era un basso dell'Arena di Verona. Oh, okay, fantastico. Lui infatti aveva studiato canto a suo tempo e si era prospettato di fare il cantante per tutta quanta la sua vita. D'accordo. Quando è andato in pensione è tornato nella sua casa, nella sua dimora a Rossano Veneto, e lì si è messo appunto a fare delle lezioni dove gratuite abiti tu fondamentalmente, giusto? Dove Ok. abito Sì, io, certo. sì, a fare delle lezioni in cui lui gratuitamente si offriva ad insegnare alle persone a cantare lirica. Io a 5 anni ho iniziato a cantare con il maestro Zanotto e quindi ho potuto esprimere la mia vocalità e avere la possibilità anche di diventare appunto una cantante lirica, perché poi alla fine ho avuto la soddisfazione, ho cantato soltanto per lui, è stato bellissimo perché sebbene io non sia mai uscita in lirica, non abbia mai fatto delle canzoni in teatro o delle canzoni in ambienti abbastanza particolari come possono essere. Che cantante sei, Sofia? Io sono un mezzo soprano. D'accordo, ok. Quindi colorato. C'erano delle arie di punta che magari ti riuscivano meglio di altre? Beh, c'erano delle canzoni di chiesa, ovviamente, essendo stata particolarmente in un ambiente sempre cattolico e sempre di chiesa, che poi negli anni appunto ho dovuto anche cambiare, perché ti spiegherò, ho avuto la possibilità di avere un gruppo a 14 anni che mi dava la possibilità con queste ragazze, le The Girl, di andare nei teatri tipo Jacopo da Ponte di Bassano a fare appunto esibizioni, delle musicalità diverse, delle cose diverse. Queste erano appunto i Beatles, erano appunto De André o canzoni di questa tipologia. Poi ho fatto Anna Ox, si spaziava molto, sì, insomma, si spaziava. Bel divertimento. Poi siamo stati pionieri a quell'epoca, siamo stati praticamente i pionieri, i Discovery, che poi nel tempo che ci davano la possibilità, le paninoteche, le birrerie, i pub, di suonare e di fare appunto delle delle performance, diverse, certo. con la birra davanti e la pizza davanti. Siamo stati pionieri all'epoca. Ok. Poi per quanto riguarda invece qui sono venuta per spiegare per quanto riguarda il mio libro, perché io sono diventata anche nel tempo scrittrice e ho scritto un libro che si chiama Essere e non apparire, che dà la possibilità a tutti quanti di intervenire nel proprio io. Perché dico questo? Perché questo libro, che parla più che altro di amori in Facebook, di amori nei siti, di amori in Badoo, di amori di questo genere, che non dà la possibilità alle persone di incontrarsi realmente, perché un caffè poi alla fine non è che sia una quantità di tempo in cui una persona riesce ad avere una specie di interconnessione.
che invece avviene nel momento in cui si è su Facebook, che è qualcosa di freddo. Ti fermo un attimo, Sofia, anche soltanto per una curiosità, perché chiaramente passare dal canto alla scrittura, al di là poi che sia comunque il contesto artistico in comune, c'è un modo di comunicare diverso. Tu come ti ci sei avvicinata alla scrittura? Allora, hai avuto delle ispirazioni, hai avuto dei mentori in qualche modo? Il mio maestro di musica è stato mio mentore, perché nel tempo in cui io l'ho conosciuto, lui aveva un modo sublime di ascoltarmi. Chiaro. E lui, era un gay, era una persona che non era del tutto normale, aveva le sue particolarità. Non ci trovo niente di così strano. Certo. Era una persona che non aveva una dimensione normale del vedere l'amore, e questo mi ha influenzato e mi ha dato a me la possibilità di crescere, di mettermi in discussione e di dire: ma un rapporto normale come può essere nel momento in cui si è diversi? E questo mi ha dato la possibilità di ragionare e di pensare e di capire che forse ci sono altre modalità che danno la possibilità di crescere e di diventare persone diverse e differenti e anche autonome mentalmente, perché allora non è più un sistema sociale che ti impone a essere in un certo modo in qualsivoglia tempo, spazio, oppure che possa essere dimensione, ma si diventa persone indipendenti, individui in cui ognuno dà la possibilità a se stesso di creare una personalità che dia un'individualità che sia diversa ognuno per gli altri, perché nel momento in cui noi pensiamo che ogni persona è uguale, noi pensiamo anche che ogni persona è perfetta per se stessa, perché è motivata a dire, fare, pensare ed essere ciò che è motivata in base a se stesso. Ovviamente nel momento in cui una persona cresce e si cambia, perché l'educazione che ci viene impartita nell'imprinting oppure nella nostra infanzia, a volte non è sempre ciò che noi ci aspettiamo poi nel futuro che si evolve. A volte c'è la possibilità, quando siamo adulti, quando siamo grandi, quando siamo persone formate, anche di cambiarci. Questo ci dà la possibilità a tutti quanti di intervenire su se stessi nel momento in cui ogni persona riesce a individuare come è fatta. Sofia, mi permetto, pensiamo invece piuttosto ai tuoi di cambiamenti, nel senso che il tuo è percorso, poi ci sono argomenti decisamente opinabili, però il concetto è essere o non apparire interessante. Come hai deciso di svilupparlo? Come hai deciso poi di distribuirlo? Perché questa è la cosa principale per la nostra intervista. Il libro che ho scritto, Essere e non apparire, deriva proprio da questo tipo di ragionamento. Questo libro è molto improntato su quello che è conoscenza di se stessi, quindi consapevolezza, anche nel saper leggere ogni singola parola, perché questo libro che ho scritto, ogni singola parola ha un suo significato oppure un suo sinonimo, che a volte bisogna anche tradurre in altri sinonimi, quindi bisogna prendere in mano Google oppure bisogna prendere in mano il vocabolario e tradurre questo libro. Perché vi dico questo? Perché è un fattore psicologico oppure è un fattore di comunicazione, perché i laureati in comunicazione riescono a leggere il mio libro disinvoltamente, perché riescono a capire ogni concetto, ogni cosa a cui scrivo. Le persone comuni, hanno delle difficoltà e devono prendere in mano il vocabolario, perché sono molto forbita. Questo dà la possibilità a ognuno di intervenire appunto su se stessi, il discorso che facevo prima, di intervenire su se stessi e quindi di cambiare il modo di vedere le cose, perché nel momento in cui si è diversi, come può essere inciso in questo libro, in questa scrittura che è differente, che è diversa, si riesce a capire che ogni persona con il vocabolario in mano introduce in se stesso una nuova modalità, un nuovo modo di pensiero che può essere un'alternativa a quello che è essere normali. Senti Sofia, il tuo libro lo presenterai da qualche parte? È già pronto, disponibile? Possiamo andarlo a rintracciare, non so, online? Esatto, il mio libro è in questo momento è qui a Radio Italia e nel momento in cui una persona lo voglia appunto acquistare lo trova in tutte le librerie. È di Sofia Trevisan, Essere e non apparire, è una compagnia Aletti, un'editoria di Aletti, editore. Giuseppe Aletti è una persona, è un formatore, anche poeta di vari ambienti, di varie situazioni. Lui ha fatto anche Federciano, che se voi guardate su internet lo trovate.
E Giuseppe Aletti è anche una persona che ha scritto dei libri lui stesso e che scrive dei libri. Allora mi permetto, Sofia, carta e penna alla mano, se volete approfondire l'argomento, pagina YouTube, anzi il canale YouTube Sofia Trevisan. Un'ultima domanda prima di salutarci, Sofia, una cosa che mi interessa molto anche dal punto di vista del tuo trasporto emotivo. Che cosa hai provato quando stavi scrivendo il tuo libro? Beh, io l'impeto che ho nel momento in cui scrivo il mio libro è indescrivibile, perché le emozioni scaturiscono tutte. Sono molto statica e molto anche fredda nel leggerle su YouTube, e sono molto statica anche quando vengo a scriverle, cioè perché le emozioni sono troppo forti, sono troppo importanti per me, che viverle mi dà questa sensazione di oltre tempo, oltre me stessa, oltre. Quindi mi dà la sensazione di oltre. Ci sarà un secondo libro? Ci saranno altri libri, ovviamente Essere o non apparire avrà un seguito, e vi dico già da adesso che questa cosa è che l'erba del vicino è sempre più verde. Noi esteppiamo ma non riusciamo mai a tagliarla. Sofia, ti ringrazio per aver portato qui la tua persona, ti auguro di pubblicare un secondo libro, perlomeno di continuare in questa tua ricerca, e grazie, ci vediamo presto. Alla prossima. E quindi salutando Sofia Trevisan qui da noi, scrittrice, ad ognuno liberi di avere la propria interpretazione. Da Marco un grande abbraccio, ciao ciao. Storytime, Evoluzione Radio.